La possibilità di modificare l'attuale limite di 2 mandati per i presidenti delle regioni fa ancora discutere il centrodestra e riapre la riflessione sul ruolo degli enti locali. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso le sue considerazioni in merito nel corso dell'intervista di Ring di giovedì scorso, definendo anomala la scelta di porre vincoli proprio alle cariche elettive dirette dai cittadini, mentre non esistono restrizioni analoghe per altri incarichi istituzionali. Pur senza sbilanciarsi su una propria ricandidatura, Fedriga ha lasciato intendere una volta di più che non escluderebbe un terzo mandato, qualora ci fossero le giuste motivazioni e condizioni. Un'apertura che si inserisce in un contesto nazionale in cui il confronto è già aperto e che potrebbe portare nei prossimi mesi a un intervento legislativo. Quando sono i cittadini a scegliere in un voto democratico chi governa una regione, mettere un limite per legge per limitare la scelta dei cittadini lo ritengo sbagliato. Abbiamo avuto moltissimi casi, ribadisco qua, ma anche in altre regioni, dove è durato un mandato, poi i cittadini non l'hanno rivotato. Ma possiamo far scegliere i cittadini? Cioè è così folle di chiedere che i cittadini scelgano. Addirittura prima nel 2004 non c'erano limiti. Io non trovo veramente una motivazione, se non una motivazione strumentale, perché per i giochi dei partiti romani che devono spartirsi i pezzi d'Italia, nel limite dei 2 mandati. Non esiste, sono tutte giustificazioni che non stanno in piedi. Un presidente di regione che è votato da tutto il corpo elettorale, un voto di opinione, quello invece no, bisogna mettere il limite di mandato, altrimenti c'è la concentrazione di potere. Una follia. Che concentrazione di potere è quando è il cittadino a scegliere con un voto democratico? È una cosa particolare che chi sta 30 anni in Parlamento senza la preferenza, con il listino bloccato, dica che chi viene eletto direttamente sulla scheda elettorale dal cittadino è una concentrazione di potere. Io non sarò mai un presidente che si impone, o un candidato presidente che si impone. Se la maggioranza ritiene che questa amministrazione, in questi 2 mandati, ha lavorato bene, mi aspetto che tutta la maggioranza mi chieda di fare il terzo mandato.